La Procura della Repubblica di Udine ha dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali di Sandro Valent e Mauro Darpin, morti tragicamente domenica a Nemonzo durante un giro tra i boschi per la raccolta del vischio. Il pubblico ministero Claudia Finocchiaro, dopo aver messo insieme tutti gli elementi emersi dopo la tragedia e sulla base di un'informativa della Guardia di Finanza che ha effettuato le verifiche, sempre doverose in casi come questi, non ha ritenuto necessario sottoporre le salme all'autopsia e procedere con ulteriori accertamenti. Il primo a ricevere l'ultimo saluto sarà Sandro Valent. Il funerale è stato fissato alle 14 di domani, mercoledì 10 dicembre, nella chiesa di San Giorgio in via Grazzano ad Udine. Le esequie di Mauro Darpin saranno invece celebrate venerdì 12 dicembre alle 15 nella chiesa di Giai di Gruaro. A chiudere subito il discorso sulla dinamica e fugare ogni dubbio su cosa sia successo, una tragedia addebitabile solo ad una drammatica fatalità, è stato il racconto di Franco Iacovissi, cugino di entrambi. Valent è stato il primo a cadere dopo essersi aggrappato al ramo di un albero per raccogliere il vischio. Il ramo ha ceduto e lui è volato giù. Darpin ha tentato di raggiungerlo per aiutarlo, ma è sprofondato anche lui nel canalone. Il punto dove è avvenuta la tragedia è nei pressi di Stali Ross.